Sfregiata al volto con un acido ustionante, una 32enne residente a Mestre era andata a trovare la mamma a Peseggia di Scorzè quando poco prima delle 22, proprio nel momento in cui ha aperto la portiera dell'auto, qualcuno si è avvicinato cogliendola di sorpresa, lanciandole addosso liquido che sembra fosse contenuto in una bottiglietta e provocandole ustioni a collo, braccia e parte del volto. La donna è stata soccorsa in breve dal personale del SUEM 118 e trasportata al pronto soccorso di Mestre per poi essere trasferita al centro Grandi Ustionati di Padova, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni, avendo ustioni sul 18% del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sotto shock e assistita dai medici, la 32enne non ha potuto raccontare ancora molto ai carabinieri del nucleo provinciale di Venezia intervenuti subito dopo l'episodio, ma avrebbe escluso di essere nel mirino di qualcuno. Tra qualche giorno, quando si sarà ripresa, però, i carabinieri torneranno a parlare con lei, perché anche un minimo dettaglio potrebbe essere utile all'identificazione dell'aggressore. Nel frattempo le indagini si stanno concentrando sulle conoscenze della 32enne, persone a lei vicine, colleghi di lavoro, passando al setaccio ogni elemento utile a portare all'identificazione dell'uomo, comprese le telecamere di videosorveglianza della zona, sia pubbliche che private. Vicinanza alla famiglia dal sindaco Mestriner. L'atto di violenza subito dalla nostra giovane concittadina è vergognoso ed inqualificabile. Dobbiamo assolutamente reagire perché una cosa del genere nei centri dei nostri paesi non può assolutamente avvenire. I carabinieri stanno indagando, occorre capire bene le motivazioni. Per come oggi è stata descritta e vissuta, cioè un atto immotivato, inqualificabile, aggiunge gravità a gravità. Siamo vicini alla famiglia, siamo vicini a lei e speriamo davvero che possa guarire completamente da queste ferite che ha dovuto subire. Quindi un grosso abbraccio a lei e un incoraggiamento davvero alle forze dell'ordine, perché come sanno fare e soprattutto come sanno fare i carabinieri di Scorzè, la verità emerga.